La stagione turistica è iniziata, l'estate sta arrivando, anche se il tempo, a dire la verità, non ha giocato a favore di tutti gli operatori, di tutta quella filiera estiva, ovvero quella che riguarda ristoratori, baristi, albergatori e balneari. Insomma, non è stato di certo clemente in questo momento, però c'è un altro problema, al di là di tutto questo, la mancanza di personale degli stagionali, e su questo noi vogliamo affrontare l'argomento di oggi di Screenshot. Benvenuti a questa trasmissione con al mio fianco, in presenza, Antonio Dalla Mora, Presidente Provinciale della FIPE. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. E in collegamento con noi, in questa prima parte, Enrico Guerin, Vicepresidente di Federalberghi, anche un volto conosciuto a Lignano, quindi ci può raccontare anche la sua storia di come sta avvenendo, insomma, in questi giorni nel litorale di Lignano. Buonasera anche a lei, Guerin. Buonasera Davide, buonasera Antonio, grazie per l'invito. Allora, io comincerei intanto con Antonio Dalla Mora, affronto il tema della mancanza degli stagionali, è un tema che vi riguarda in primo piano anche voi ristoratori, e in che modo? Beh sì, riguarda principalmente i nostri settori, come lei ha ben evidenziato, il settore della ristorazione e dell'alberghiero. È un problema che sta pesando non poco dal punto di vista organizzativo per le riaperture che abbiamo tanto aspettato, tanto agognato e che comunque sono, come se non bastasse tutto quello che è successo, giustamente lei ricorda, sono state anche funestate dal cattivo tempo che speriamo finalmente finisca. Anche perché voi ristoratori siete dovuti restare al chiuso, tra virgolette, perché non avete potuto accogliere al chiuso i vostri ospiti, però con questa pioggia praticare un'attività all'aperto è quasi impossibile se non si ha una tensostruttura. Assolutamente, difatti sono proliferate questo genere di soluzioni, per fortuna. Devo dire che come categoria la grandissima parte dei miei colleghi si è adoperata per il totale rispetto delle norme. Con un investimento però, con un investimento dei costi, non pochi immaginiamo. Investimenti anche piuttosto pesanti che troveremmo corretto venissero quantomeno agevolati con delle detrazioni fiscali. Non si chiedono contributi, ma almeno di poter dedurre il 100% delle spese extra che si sono affrontate in questo periodo, perché ci sono locali che con la sala da pranzo vuota hanno dovuto inventarsi una sala da pranzo all'aperto con delle tensostrutture, come dice lei, e comunque facendo degli acquisti e riorganizzando il modello di servizio che comunque ha comportato dei costi ingenti. Ma a fronte di questo, di fronte a degli investimenti, Dalla Mora dall'altra parte c'è anche una mancanza di personale. Immaginiamo che non manchino dei ristoranti dove non ci sono gli chef, dove non ci sono i camerieri, dove non ci sono cuochi. Cosa sta succedendo? Sta succedendo qualcosa di veramente spiacevole per i ristoratori, per gli esercenti in genere, che onestamente temevamo ma non ci aspettavamo in queste dimensioni, ovvero sia che molte persone che lavoravano nel nostro settore, e parlo non solo, anzi soprattutto di personale qualificato, stremati dalla situazione e soprattutto dalla gestione della pandemia che è stata fatta con la totale responsabilizzazione alla nostra categoria, che come abbiamo già detto anche nelle sue trasmissioni non è assolutamente una eventualità riconducibile, e con queste continue aperture e chiusure, quindi l'incertezza del lavoro anche laddove si avesse un contratto a tempo indeterminato, ma non solo, ma anche l'inconsistenza della cassa integrazione rispetto ad altri settori, perché a parità di stipendio tra un settore tipo l'industria e l'artigianato e il nostro, la cassa integrazione netta è molto inferiore. Molti hanno abbandonato il nostro settore e si sono spostati a fare altri lavori, magari per i quali non erano qualificati e magari anche con livelli di inquadramento inferiori e quindi anche retribuzioni inferiori, pur di avere la tranquillità di poter mantenere per 12 mesi
la propria famiglia. Dalla Mora io le chiederò anche qualche numero. Andiamo un momento a Lignano a capire un po' com'è la situazione insieme a Enrico Guerin, che lo vediamo impegnato, immagino, nella sua reception dell'albergo, quindi anche con la mascherina. Sì, esatto. Via vai. Ma c'è anche dei clienti davanti, quindi siamo nel pieno rispetto della normativa. Certo, ma Niente, Guerin, c'è via vai lì a Lignano in questo momento? Ma guarda, in questo momento posso dire che le presenze sul territorio sono veramente molto ridotte. Chiaramente il tempo ha influito non molto negli ultimi giorni, quindi ha scoraggiato l'afflusso, che in questo periodo sarebbe dovuto essere molto alto, in quanto siamo nelle 2 settimane di Pentecoste, di vacanze scolastiche in Germania. La settimana scorsa, il fine settimana scorso, c'era la Pentecoste austriaca e la settimana prossima avremo il Corpus Domini, sperando che almeno il Corpus Domini possa regalarci qualche soddisfazione. Le prenotazioni in tal senso per quel fine settimana stanno anche arrivando. Però viviamo anche noi una situazione. Antonio ha fatto una fotografia molto dettagliata e precisa di quello che è il momento che stiamo vivendo. Noi abbiamo bisogno di reperire personale soprattutto qualificato, ma anche personale generico, e a fronte di numerosi annunci che mettiamo sia noi come albergatori e ristoratori, ma anche le altre categorie, in realtà il commercio, facciamo molta fatica a trovare personale in questo momento, quindi non abbiamo la disponibilità neanche a venire a dei colloqui, oppure molto spesso riusciamo anche a stringere degli accordi con delle persone che poi all'ultimo momento o non si presentano oppure declinano l'offerta poche ore o il giorno prima rispetto a quando sarebbe previsto il loro inizio. Faccio il curiosone della situazione: declinano perché non vogliono lavorare il sabato e la domenica, declinano perché conviene avere il reddito di cittadinanza, declinano perché conviene avere ammortizzatori sociali? Ma guarda, le motivazioni probabilmente sono molteplici, quelle che tu hai nominato e comunicato sono sicuramente alcune di esse. È anche vero che in mancanza di personale è facile andare da chi ti offre di più, quindi c'è una dinamica che si è creata che non è sicuramente simpatica. Numeri Dalla Mora? Guardi, avete dei numeri come ufficio studi? Sì, abbiamo fatto un'analisi attenta con il centro studi FIPE di Roma e poi l'abbiamo declinata a livello regionale e abbiamo tratto questi numeri, ovvero sia in Friuli Venezia Giulia rispetto al 2019 abbiamo perso 4.380 posti di lavoro solo nel nostro settore, dei pubblici esercizi, a cui vanno aggiunti quelli dell'alberghiero di cui parlava Enrico. Tra l'altro, se posso anche fare una specifica, noi calcoliamo che la contrattualistica stagionale su 4.400 persone sia di 400, ma non sono tutti gli stagionali, perché parte degli stagionali vengono assunti anche con contratti a tempo determinato, sì, che sono 2.000, e circa 2.000 addirittura i contratti a tempo indeterminato che sono stati persi. E sulla base di ciò abbiamo anche fatto una valutazione su quali sono i posti anche immediatamente recuperabili o le assunzioni che si possono fare nel breve e medio periodo, che sono circa la rioccupazione più o meno di tutti i lavoratori a tempo indeterminato, quindi 2.000 più quantomeno la metà dei lavoratori a tempo determinato. Quindi allo stato attuale nel nostro settore mancano circa 3.000 assunzioni che potrebbero essere fatte e sono di fatto la ricerca di personale di cui parlava adesso il mio collega. Quindi nel nostro settore non c'è la disoccupazione. Ecco, ma voi che affronterete questo tipo di dinamica, questo tipo di problema anche con la Regione? Magari vi appellerete all'assessore, affronterete questo argomento? Guardi, ieri mattina è stato convocato e abbiamo svolto un consiglio regionale di FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, l'abbiamo fatto in via telematica e ci siamo confrontati seratamente su alcuni temi, uno dei quali era proprio, anzi il tema principale era quello dell'occupazione, della mancanza di richiesta per quanto attiene le occupazioni che siamo in grado di offrire, e abbiamo deciso di confrontarci, faremo la richiesta di incontro all'assessore regionale Rosolen per capire in che modo l'ente regionale possa venire incontro, possa agevolare
questa procedura. E se posso aggiungere una cosa, abbiamo anche valutato l'opportunità di relazionarci in maniera più intensa con gli istituti professionali, gli istituti alberghieri della nostra provincia, della nostra regione, perché abbiamo bisogno di un po' di più di collaborazione di quanta ricevuta sinora. C'è lavoro, questa è la cosa più importante. Non è vero che non c'è lavoro, bisogna andare a cercarlo, a chiedere, insomma, a costruire la propria rete. Vero Guerin, le faccio l'ultimo appello in caso, visto che dopo parleremo anche di discoteche, lì invece loro sono fermi. Che l'appello vuole lanciare, Guerin? Io dico ai ragazzi, alle persone che vogliono lavorare, di presentarsi, di mandare i curriculum, chiaramente di venire, che noi stiamo cercando collaboratori. Stiamo cercando collaboratori per quanto riguarda, come ho detto prima, camerieri, cuochi, lavapiatti, personale addetto alla reception, portieri di notte, un po' tutte quante quelle che sono le posizioni all'interno di una struttura alberghiera. Quindi chi ha voglia di lavorare, venga avanti, venga a Lignano, faccia un giro delle strutture, mandi il curriculum, che posto di lavoro ce n'è assolutamente. Guerin, spero che il suo appello non cada nel vuoto, anzi siamo sicuri che non lo sarà. Io la ringrazio. Concludiamo questa prima parte di Screenshot. Dalla Mora resti qua con me, poi parleremo di discoteche. Pubblicità. Bentornati in diretta con Screenshot, arriva l'estate, almeno così il tempo di oggi, però nei prossimi giorni non sarà certo meglio, ancora tempo incerto, ma mancano gli stagionali, questo è il tema della giornata, l'abbiamo affrontato prima parlando di albergatori e di ristoratori, al mio fianco c'è il presidente provinciale della FIP, Antonio Della Mora, eccolo qua. In questa seconda parte invece vogliamo parlare di un settore che... arrivano gli stagionali, ma prima devono ripartire loro, sono quelli delle discoteche. Abbiamo con noi Adriano Cerato, del titolare del Mr. Charlie. Buonasera e grazie per aver accettato l'invito. Al caro amico Dalla Mora che ben rappresenta la categoria dei commercianti. Cerato, cosa sta succedendo voi? Uomini della notte, donne della notte, insomma, mondo della notte che non riparte. Ma come ho già detto, è terribile il fatto di non sapere, peggio il non sapere del sapere. Noi in questo momento siamo in balia del caos più totale, dal momento in cui ad oggi non abbiamo ancora una data certa della ripartenza. E questo ci pone in una situazione di grande difficoltà, sia per non sapere cosa dire ai nostri preziosissimi collaboratori e ai nostri fedeli clienti, che chiaramente con grande desiderio vorrebbero una riapertura dal momento in cui tutte le attività commerciali stanno riaprendo. Ecco, mi preme sottolineare una cosa importante. Ben lungi da me, in particolar modo e dalla categoria che rappresento, nel pretendere una riapertura qualora la cosa non fosse possibile farla nella più totale sicurezza. Fondamentale per noi è importante non andare a vanificare gli importanti sforzi che tutti quanti noi italiani abbiamo fatto fino ad oggi. Quindi non è certo un mese che ad oggi, vista la situazione e quello che abbiamo visto, ci cambia la vita. È importante però avere una data, sapere che possiamo aprire dal 1° di agosto, sapere che possiamo aprire il 1° di settembre, sapere che non possiamo aprire. Anche per noi questo sarebbe per noi molto molto importante. A tal punto che lei ha lanciato un'iniziativa recentemente e ha detto non posso utilizzare la discoteca per gli spettacoli, per il divertimento, utilizzo per i punti vaccinali. Ma allora, quello mi sembra il minimo, un atto doveroso, a titolo gratuito, le strutture ci sono, perché non mettere a disposizione della comunità di un'intera località turistica così importante come Lignano la possibilità di effettuare le seconde dosi al turista che decide di venire in vacanza a Lignano e quindi non obbligato a posticipare le proprie vacanze o pensare a dover rientrare nella terra chiaramente di residenza per effettuare la seconda dose. Questo credo sia una cosa interessante ed importante che agevoli e dia un servizio e uno sviluppo a quello che è il turismo a Lignano. Dalla Mora, Mi permetto anche di dire comunque che
ovviamente questo, e sottolineo, a titolo completamente gratuito, dal momento in cui la struttura, soprattutto di giorno e all'interno in particolar modo, è inutilizzata, ma ci stiamo altresì adoperando per poter comunque dare un segnale di ripartenza, magari con il servizio della ristorazione quanto prima possibile, sempre ovviamente nel momento in cui riusciremo a soddisfare tutte le norme che garantiscono il massimo della sicurezza. Peraltro lei con la sua iniziativa è anche simbolica per dire, ma anche fattiva, per dire vacciniamo subito perché solo con i vaccini si riparte. Questo è il significato, insomma, di questo tipo di iniziativa. Un secondo lo sta dimostrando l'Italia nel giro di... Esatto, vaccinando tanti... La campagna sono cambiate le cose. Esatto, Dalla Mora ha sentito, al di là dell'iniziativa di Cerato, ha sentito però, immaginiamo anche per i ristoratori della Bassa Friulana, ma anche chi altri, insomma, che gravitano nella zona litorale, è che se il popolo della notte si ferma e non può andare, altrettanto i ristoratori però vengono danneggiati. Perché è tutta una filiera, no, che si blocca. Assolutamente, ormai viviamo in un'economia circolare e c'è bisogno di fare massa critica e di attrarre gli avventori, i clienti, i turisti nelle nostre località. Ognuno di noi è parte di quell'offerta complessiva. Io ho apprezzato molto quello che ha detto Adriano Cerato, che si è dimostrato un imprenditore maturo nel suo settore. C'è bisogno di una prospettiva, quello che si diceva poc'anzi nella prima parte del programma, molti anche dipendenti che non si sono più rivolti al nostro settore sono scappati verso altri settori per la mancanza di prospettiva. Non possiamo lasciare un popolo senza speranze, bisogna dargli la forza di ripartire. Cerato, nel caso in cui dovesse ripartire magari anche il 1° di agosto, 1° settembre, il titolo della serata di oggi è "Arriva l'estate ma mancano gli stagionali", sarebbe difficile anche per voi reperire il personale oppure non vedono l'ora di ripartire e di ritornare nelle discoteche? Io sono fiducioso, entusiasta ed ottimista e sono sicuro che nel momento in cui ci daranno la possibilità di ripartire, noi ripartiremo alla stragrande con un massimo dell'entusiasmo da parte di tutti i nostri collaboratori e da parte di tutte le nostre risorse che abbiamo sempre messo a disposizione. Le lancio un'iniziativa magari, una provocazione, ma perché proprio dal Friuli magari non può ripartire una specie di free Covid test delle discoteche? Magari fare un test da voi direttamente con dei protocolli, lo lancio qua in televisione magari. Ma lasciamolo fare a quelle località che in questo momento come capitali d'Italia, diciamo, del divertimento, quali possono essere infatti Milano piuttosto che Gallipoli. Noi siamo pronti ad assecondare e ben lieti di poter seguire quello che sarà l'esito di un buon esempio effettuato in queste importanti località, insomma, certo, che sicuramente godono di grandi e importanti riflettori. L'importante è che partano questi test, perché io sentendo anche che oggi qualche operatore del settore, questi test devono ancora ricevere l'ok da parte del CTS. Per quanto mi riguarda, l'importante al di là dei test è ricominciare, che in questa benedetta roadmap che viene fatta da questi sapienti e da questi studiosi, va bene, venga elaborata, venga espressa una data per poterci appunto permettere di dare delle risposte importanti, delle prospettive importanti a quelli che sono i collaboratori e anche agli utenti finali, no? In primis, che decidono di venire in una località a fare le proprie vacanze anche in funzione dei servizi che questa località sarà in grado di poter offrire. Mi permetto di sottolineare come Lignano giustamente abbia comunicato attraverso una conferenza stampa l'ufficialità di concerti importantissimi, degni di nota, a capienza limitata, a posto sedere assegnato, e come sono state comunicate queste date, allo stesso modo noi chiediamo che ci venga data a noi una data con le relative prescrizioni e osservanze affinché il tutto possa essere svolto nella più totale sicurezza. Grazie Cerato per questo suo intervento, in bocca al lupo a voi e a tutti voi del settore grazie a voi, spettacoli. di nuovo buona serata. 10 secondi, cosa devono fare se bisogna rivolgersi per chiedere un lavoro da stagionale?
Chiamare la FIP? Guardi, i canali sono tutti attivi, noi ci mettiamo a disposizione in aggiunta ai canali regionali, agli uffici di collocamento, alle agenzie del lavoro, mandateci delle offerte, delle richieste e noi tenteremo di smistarle a seconda delle località a tutti i nostri associati che sono alla ricerca. Dalla Mora, grazie per la sua presenza qua in studio, grazie per l'appello che ha lanciato. Grazie mille, noi di Screenshot torniamo domani sempre alla solita ora, grazie, arrivederci.